L'obiettivo è chiaro: sostenere in tutti i modi il referendum per l'autonomia del prossimo 22 ottobre. Nasce con questo scopo in Consiglio regionale il gruppo Veneto per l'autonomia, fondato dall'ex assessore Maurizio Conte, fino a ieri esponente di spicco del gruppo Fare Contosi. Flavio è sempre stato un amico. In questo momento serve però chiarezza in quelli che sono appunto gli obiettivi di una politica. Io ritengo che ci sia stata un po' troppo di incertezza, soprattutto di non chiarezza per dove andare a dare il sostegno per una riforma dello Stato. L'autonomia per Conte non è e non può essere in discussione. Io spero ci sia un plebiscito per il sì e il giorno dopo però che non ci siano scusanti, che chi andrà a Roma, e in particolare il Presidente Zaia, dovrà essere consapevole della responsabilità che ha e che non deve contrapporsi, ma cercare appunto di portare a casa il maggior risultato nell'ambito delle deleghe, delle competenze, ma soprattutto anche dell'aspetto economico-finanziario di copertura e di risorse che rimangano in Veneto. Intanto dunque si pensa a portare a casa il risultato il prossimo 22 ottobre, solo dopo si penserà al futuro del neonato movimento. La nostra scelta politica nascerà nell'ambito di quello che saranno delle valutazioni, nell'ambito del centrodestra, che è sempre stata la nostra identità anche nell'ambito politico, e quindi cercheremo di dar forza a quella politica che deve appunto riprendere dal territorio forza.